Grazie per l'invito innanzitutto, ma soprattutto grazie per aver realizzato questo progetto così ampio. Io porto saluto al Presidente Zaia, di tutta la Giunta regionale e ringrazio veramente per aver messo insieme così tanti soggetti nella realizzazione di un progetto così lungimirante. Dopo l'uragano Vaia abbiamo già attivato dei lavori di ripiantumazione con soggetti privati che si sono proposti, ma questo è un progetto di una valenza straordinaria, è stato ben descritto prima e basta vedere insomma quanti sono i soggetti che vi hanno partecipato per capire quanto complesso sia questa progettualità. Oggi partiamo da un presupposto per sottolineare l'importanza di questo progetto. In Veneto noi abbiamo registrato negli ultimi 30 anni un aumento della temperatura media di 1,5 gradi centigradi. Per voi ragazzi può sembrare poco, ma vi assicuro che è un dato assolutamente importante e preoccupante. Ed è un dato oggettivo, misurabile, misurato e pertanto inconfutabile. Oggi in Veneto la temperatura media sta crescendo e questo comporta tutta una serie di eventi. Oggi abbiamo parlato, è stato ricordato Vaia, ovviamente, che ha colpito l'area di Marcesine in maniera particolare, ma è stato ricordato l'alluvione del 2010 dal presidente di Legambiente Nazionale Stefano Ciafani, ma di eventi come questi, anche se in dimensioni territorialmente meno rilevanti, ne abbiamo avuti parecchi. In Veneto ci sono stati mediamente negli ultimi 10 anni un morto all'anno per eventi meteo e questo ci deve far preoccupare non poco e quindi qui da questa disgrazia che è stato l'uragano Vaia, che io ricordo perfettamente perché ci ho pure scritto un libro e me lo ricorderò per tutta la vita quell'evento là, l'ho vissuto fino in fondo e me lo ricorderò per tutta la vita perché mi ha segnato anche dal punto di vista umano. Anche in quel caso ci furono 3 morti. È stata una tragedia immane, abbiamo avuto chilometri di strade distrutte, acquedotti devastati, abbiamo avuto case distrutte, abbiamo avuto decine di migliaia di persone senza corrente elettrica, insomma è stato un evento particolarmente rilevante dal punto di vista dell'impatto diretto sulla popolazione, ma poi abbiamo avuto anche migliaia di ettari distrutti, di ettari di foreste distrutti, con quello che ne comporta. E quindi siamo partiti da lì. L'ha detto prima Giustino Mezzalira, no? In montagna gli alberi ci sono e ce ne sono in alcuni casi fin troppi. E quindi siamo partiti da lì, dal fatto che c'era una situazione di devastazione territoriale importante su cui era necessario intervenire, garantendo un equilibrio, perché l'essere umano è parte integrante dell'ambiente, no? A volte qualcuno magari dimentica questo aspetto, no? Allora, siccome noi siamo parte integrante, noi esseri umani dobbiamo vivere in equilibrio con il resto dell'ambiente, perché altrimenti se pensiamo di fare delle forzature, poi dopo l'ambiente, tutto il resto dell'ambiente ci risponde facendoci ricordare che se non stiamo in equilibrio con il resto dell'ambiente, poi dopo, essendo anche noi parte dell'ambiente, ne paghiamo le conseguenze. E quindi siamo partiti da questa situazione e abbiamo, è stato ben ricordato prima, guardate un po' la storia, no? Basta che guardiamo le cartoline di qualche decennio fa delle aree montane, c'erano un sacco di prati e di maghe, di pascoli che oggi sono stati invasi dal bosco. Da un bosco che a volte è cresciuto in maniera spontanea, a volte è stato, come dire, spinto in maniera magari anche per conoscenze forse che erano minori rispetto a quelle che ci sono oggi, una minore attenzione rispetto alla biodiversità e ad altri aspetti relativi all'ambiente. E quindi si è generato un bosco che di per sé il bosco è positivo, ma se il bosco viene gestito è positivo, altrimenti può addirittura creare anche dei danni, no? Se il bosco non viene curato, l'albero cade, poi si infiltra l'acqua, poi si generano le frane e così via, no? Quindi il bosco deve esserci, ma deve essere curato, e per essere curato, lo dico da montanaro, perché sono anch'io un montanaro, abito in provincia di Belluno, e è necessario che ci sia il montanaro che cura il bosco, ma il montanaro per curare il bosco deve poter fare le attività che sono tipiche della montagna, e quindi il recupero dei pascoli, e quindi mi fa piacere anche la partecipazione della Coldiretti
nel fatto che se noi recuperiamo le malghe, recuperiamo tutte quelle attività agricole, l'agricoltura in montagna è fondamentale per mantenere il territorio curato, perché se il territorio non viene curato in montagna, poi dopo le ripercussioni si hanno sì in montagna, ma soprattutto anche in pianura. E quindi il montanaro diventa un presidio fondamentale per il territorio, una sentinella per il territorio, uno che garantisce la sicurezza anche della pianura, perché così è stato in passato e così è necessario che torni a essere. Altrimenti poco abbiamo da parlare di spopolamento della montagna e di altre questioni. E questo progetto è esattamente l'esempio di quello che secondo me servirebbe per garantire un mantenimento dell'uomo in montagna. L'uomo rimane in montagna se ha la possibilità di vivere, di avere delle attività che gli generano anche una remunerazione, ripeto, nel pieno equilibrio rispetto dell'ambiente. Il montanaro sa come gestire l'ambiente, non è che ha bisogno di grandi come dire, indirizzi. E questo è l'esempio, no? Recupero delle malghe, recupero di aree di foresta, ma con un'ottica particolare alla biodiversità, e in modo da garantire che il montanaro preservi la montagna e la mantenga bene, e a quel punto poi anche il turista può beneficiarne, no? Chi viene da fuori può beneficiarne. Errore clamoroso sarebbe considerare la montagna un parco giochi per cui il turista ci va una volta alla settimana o quando ha tempo e abbandonato a se stesso. Questo sarebbe il peggiore errore che noi possiamo compiere. Ecco quindi che questo progetto, ovviamente, quando ci è stato presentato non poteva che destare la nostra attenzione in senso positivo, perché è esattamente quello che serve per recuperare la montagna. Quindi io credo che oggi abbiamo parlato di queste 9.000 piante, ma il progetto è molto più ampio, quindi seguirà vari step e noi ci saremo, garantiremo la nostra presenza come regione, ma è l'approccio, il nuovo approccio, lo dico nuovo perché in passato magari qualche errore è stato fatto, nuovo approccio per una rivitalizzazione della montagna, per consentire al montanaro di rimanere in montagna e di garantire la tutela del territorio e di conseguenza dell'ambiente, evitando che poi possano ripetersi in maniera sempre più frequente questi eventi meteo che accadono purtroppo sempre più frequentemente, non solo in giro per il mondo. Ha detto bene Stefano Ciafani, non è una cosa lontana da noi l'abbiamo vissuta con Vaia, ma l'abbiamo vissuta con la tromba d'aria nella riviera del Brenta, l'abbiamo vissuta con l'evento che c'è stato nel 2017 che ha investito tutto il litorale della nostra costa in piena stagione turistica peraltro, quindi con rischi rilevantissimi, e tutta una serie di altri eventi. Quindi questa è la strada giusta. Io credo che questo sia veramente un progetto di grande valore. Mi è fatto piacere oggi vedere anche tutti questi ragazzi, perché poi noi la foresta la vedremo. Io sto vedendo oggi le foreste che avevo piantato io quando facevamo la festa degli alberi e che avevo 10 anni, adesso sono 53, quindi si vede dopo 40 anni l'effetto, no? Ma se mai non si parte, mai non si arriva. Per cui veramente grazie a tutti coloro che hanno messo in piedi questo progetto, grazie a Legambiente che da sempre è il mio sprone. Noi ci confrontiamo con Legambiente, a volte guardo Lazzaro perché mi confronto probabilmente con lui, ci confrontiamo e sono un pungolo non indifferente. Ovviamente su molte cose troviamo subito la sintesi, su altre io ho anche da, come dire, gestire un equilibrio diverso che tiene conto anche di tutta una serie di altri aspetti economico, sociali, eccetera, e quindi non ci troviamo immediatamente, come dire, d'accordo. Però confrontandoci io ho visto che riusciamo a individuare dei percorsi che, se non vanno perfettamente a congiungersi, però comunque portano me verso una visione di tipo diversa e forse anche Legambiente a capire anche le difficoltà che io posso avere su altri fronti. E questo credo sia un aspetto importante, almeno per me lo è, lo dico da amministratore. Avere un confronto con un'associazione così, come dire, consolidata, importante e riconosciuta, per me è un aspetto importante. Per cui grazie.